gravissimi incidenti stradali nel Vicentino e sui colli Eugani, 2 moto coinvolte, una finisce contro un tir, l'altra contro un autobus, muoiono 2 centauri. Drammatico scontro tra un furgone e 2 auto questa mattina a Pegolotte di Cona, pesante il bilancio, un 20enne ha perso la vita, altre 4 persone sono rimaste ferite. 2 persone ricoverate in prognosi riservata all'ospedale di Padova per un incidente causato venerdì pomeriggio da un'auto che ha imboccato contromano la tangenziale a Padova. Stava camminando su una corda stesa tra 2 rocce sul Corno d'Aquino nel Veronese, 28enne precipita per 200 metri e perde la vita. Domani raduno da record della Lega Pontile, il governatore Zaia, la gente ha fiducia in noi e sta premiando il fatto che manteniamo le promesse. Protezione civile a Vicenza, il centro di coordinamento regionale per la formazione, se ne è parlato nel corso del maxi convegno a cui ha presenziato anche Guido Bertolaso. I volontari dell'associazione OIPA hanno avviato una raccolta fondi per salvare la vita a Mr. Frog, un cucciolo di cane che soffre di violenti attacchi epilettici, ma per curarlo servono 1.200 euro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale che si apre con un'ampia pagina di cronaca, perché quella di oggi è stata una giornata nera sulle strade della nostra regione con una serie di incidenti molto gravi. 2 in particolar modo hanno visto coinvolti 2 motociclisti che hanno perso la vita. Il più giovane di questi, un 25enne, aveva appena compiuto 25 anni, che è morto sui colli Eugani a Teolo. Il ragazzo è finito con la sua moto contro un bus di linea. È stato vano anche l'intervento dell'elicottero del SUEM sceso con difficoltà in via Molare a Teolo. Sono le 10:30, una tranquilla mattina d'estate in una caratteristica strada dei colli piena di tornanti. Un giovane residente a Veggiano, 25 anni compiuti da un mese, sta salendo da Vo Euganeo sulla sua Kawasaki. In senso opposto sta scendendo un pullman di Bussitalia. L'impatto tra i 2 mezzi è violentissimo. Il giovane viene sbalzato di sella. Nonostante i tentativi di soccorso, le sue ferite sono troppo gravi e il suo cuore non ce la fa. Sotto shock l'autista del pullman, illeso. Sul posto arrivano i carabinieri per i rilievi che dureranno per gran parte della mattinata. Ancora da stabilire quanto possa essere accaduto e l'esatta dinamica dell'incidente. Anche nel Vicentino a perdere la vita un centauro che si è scontrato contro un camion. Una vita spezzata e un uomo ora ai domiciliari arrestato questa mattina con l'accusa di omicidio stradale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7:30 del mattino nei pressi del ipermercato Carrefour di Tiene. A perdere la vita Cristian Fontana, geometra di Malo ma residente a Vicenza di 39 anni. Si è scontrato con la sua Honda contro un camion mentre stava per imboccare la rotatoria di via Gombe. La dinamica non è ancora chiara, il camion stava procedendo nella stessa direzione di Cristian. Lo scontro tra 2 mezzi e la moto che vola sul ciglio della strada contro un platano. Il 39enne è stato soccorso e immediatamente portato in ospedale, poco dopo però è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L'autista del camion, 48enne che vive nell'altopiano, se n'è andato per tornare sul luogo dell'incidente soltanto mezz'ora dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di 2 ville affiancati dai colleghi di Tiene e Breganze che hanno proceduto all'arresto. Di un morto e 4 feriti invece il pesante bilancio di un altro incidente avvenuto questa mattina a Pegolotte di Cona in provincia di Venezia. A perdere la vita un ragazzo di appena 20 anni, padovano di Piave di Sacco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Il prossimo 13 agosto avrebbe compiuto 21 anni. Terribile lo schianto in cui ha perso la vita e sono rimaste ferite altre 4 persone verso le 11:30 di oggi lungo la regionale 516 a Pegolotte, a pochissimi chilometri dal centro. Marco Coletta viaggiava da solo a bordo della sua Seat Ibiza quando, per causa del vaglio dei carabinieri di Cavarzere, si è scontrato mortalmente con un furgone Ducato con 2 persone a bordo. Mezzo quest'ultimo che ha terminato la sua corsa finendo al centro della carreggiata e contro il quale sembra sia finito un terzo veicolo, a bordo del quale viaggiavano 2 ragazze.
Ad avere la peggio, come già detto, il giovane Marco, morto sul colpo dopo lo scontro frontale con il furgone, inutile per lui ogni tipo di soccorso. Nell'impatto violentissimo i due mezzi coinvolti sarebbero letteralmente volati fuori dalla carreggiata, finendo in 1000 pezzi nella vicina vegetazione a bordo strada. Una scena agghiacciante quella presentatasi ai soccorritori, con il personale del SUEM, i vigili del fuoco di Mestre giunti con l'autogru e di Cavarzere. Ripercussioni al traffico con la strada chiusa per ore per permettere i rilievi, con la dinamica ancora da chiarirsi. La vittima del sinistro, Marco Coletta, era di Piove di Sacco e aveva studiato all'Ipsia Guglielmo Marconi di Cavarzere. Feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita, i due occupanti il Ducato, il conducente portato a Piove di Sacco, ricoverata invece a Chioggia la 53enne di Selvazzano che era a bordo con lui. Le altre due ragazze si sarebbero recate al pronto soccorso con la propria auto. E un altro grave incidente è accaduto sempre questa mattina lungo la statale 12 in direzione di Gazzo Veronese. A perdere la vita due ragazzi che si trovavano in sella ad una moto. Un'altra persona è rimasta ferita, era a bordo dell'auto ma non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista. Ferito, appunto, come detto, un'altra persona trasportata con l'elicottero di Verona all'ospedale di Legnago. Il bilancio si è poi successivamente aggravato perché oltre al conducente della moto è morta anche la fidanzata, che è stata sbalzata dal mezzo finendo fuori strada ed è stata trovata priva di vita solo successivamente dai soccorritori. Sul posto i carabinieri che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E due persone sono ricoverate in maniera grave in ospedale di Padova per un incidente causato venerdì pomeriggio da un'auto che ha imboccato contromano la tangenziale, un evento che spiegano dalla Polizia Stradale di Padova tutt'altro che raro. Due persone ferite in maniera grave, ricoverate in prognosi riservata e la tangenziale bloccata dopo che un'auto condotta da un novantenne aveva imboccato contromano la rampa d'uscita di via Armistizio. Lo scontro frontale con un'altra automobile è avvenuto dopo circa 2 chilometri di una corsa che ha seminato il panico tra gli automobilisti. Il problema è che essendo un comportamento inatteso diventa anche difficile avere la prontezza dei riflessi per riuscire a scansarla, tra virgolette, però il comportamento è quello. Intanto provare a segnalarli lampeggiando, perché noi la vedremo arrivare di fronte, e poi sicuramente spostarsi a destra. L'altra cosa da fare immediatamente, appena passato il pericolo, quindi evitato l'impatto, che purtroppo ha un'elevata probabilità e percentuale, è chiamare il 113 o 112 e segnalare immediatamente la situazione, perché poi noi abbiamo invece lì delle tecniche di intervento per intercettarlo e tentare di evitare i problemi di questo tipo. Per quanto possa apparire singolare, imboccare una tangenziale o addirittura un'autostrada contromano, rilevano la polizia stradale, non è un evento così raro. Si svoltare a destra, si svolta a sinistra e ci troviamo contromano, sia in autostrada sia uscendo da un'area di servizio. A volte capita anche imboccando le rotatorie, per errore, ma a volte anche per abbreviare il nostro percorso, perché a volte, ad esempio, per fare l'inversione di marcia viene più comodo svoltare a sinistra, ripeto, penso alle rotatorie, anziché fare tutto l'intero giro e incontrare le varie intersezioni. Un 28enne ha perso la vita ieri sera nel Veronese dopo essere precipitato per 200 metri mentre stava camminando su un filo sospeso nel vuoto tra due rocce. Sono rimaste a vegliare il corpo senza vita dell'amico precipitato per quasi 200 metri fino all'arrivo dei soccorsi. Poi le due ragazze sono state portate in salvo dagli uomini del soccorso alpino. La tragedia si è consumata intorno alle 19 di ieri nella zona del Corno d'Aquilino, sulle propaggini più a ovest della Lessigna, che danno sulla Val d'Adige, al confine tra Verona e Trento. Un gruppo di amici stava camminando su una slackline, ovvero una corda stesa tra le rocce che emergono dal bosco sopra la forcella nei pressi del sentiero di Cima Borghetto. Per cause che dovranno essere ora chiarite, un ragazzo 28enne di Modena è precipitato nel vuoto, finendo dopo un volo di 150 metri nella gola sottostante davanti agli occhi impotenti degli amici che erano con lui, i primi a dare l'allarme.
L'elicottero di Verona Emergenza in diverse rotazioni ha trasportato in quota 14 tecnici del soccorso alpino di Verona e Ala. Complicate le operazioni di recupero vista la fitta vegetazione e la presenza dei 3 slackline. Solo intorno a mezzanotte uno dei tecnici di soccorso è stato calato nel canale, dove ha recuperato il corpo senza vita del ragazzo. Incendio nel sottotetto di un'abitazione a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. 2 fratelli portati in pronto soccorso, lievemente intossicati, sono fuori pericolo. Tutti i controlli sono stati effettuati egregiamente e risulta che non abbiamo nessun residuo delle sostanze tossiche. Dopo una notte trascorsa in ospedale per accertamenti, possono tirare un sospiro di sollievo i fratelli Silvano e Gino Antonello, che ieri sera hanno vissuto attimi di paura per un incendio che ha interessato il sottotetto della loro abitazione in località Salvarosa a Castelfranco. Erano da poco passate le 8 di sera quando nella villetta 2 piani in via Vasco de Gama è saltata la corrente elettrica. Nessuno poteva immaginare che una volta riattivato l'interruttore generale un nuovo cortocircuito fosse in grado di scatenare un incendio nel materiale di isolamento del sottotetto. Un po' di danni ci sono perché comunque tutto il fumo nero che è sceso e poi un po' di fumo è sceso anche al piano terra. Nel tentativo di spegnere le fiamme generate dal cortocircuito, i 2 fratelli si sono leggermente intossicati per colpa del denso fumo inalato nelle prime operazioni di spegnimento ed entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del SUEME 118. Avendo a disposizione gli estintori siamo riusciti a superarla abbastanza velocemente, più che altro dopo un po' mi è venuto anche un po' di giramento di testa, perché dopo tutto nell'insieme e anche quell'inalazione. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto hanno lavorato 2 ore per spegnere e ripristinare le condizioni di sicurezza dello stabile. Adesso sarà necessario rifare l'impianto elettrico, ma l'edificio rimane comunque agibile. Era già fatto bene comunque, però adotteremo altre protezioni, maggiori sicuramente. La politica con la vigilia del raduno della Lega domani a Pontida ha atteso un record di presenze, è la dimostrazione che la gente crede in noi, dice il governatore del Veneto, Luca Zaia. Il primo raduno di Pontida di Matteo Salvini come ministro, il primo dopo il referendum per l'autonomia del Veneto. Insomma, per motivi diversi, quella di domani sarà una manifestazione diversa da tutte le altre e lo indicano anche i numeri da record. 45 pullman partiranno da tutto il Veneto, 12 dalla sola provincia di Treviso. Questa era una Lega che 4-5 anni fa valeva il 2,8-3%, oggi vale oltre il 30%, vuol dire che solo i pessimisti non fanno fortuna. Ci abbiamo creduto, i cittadini ci hanno premiato perché abbiamo mantenuto la parola, perché dimostriamo con i fatti che quando diciamo una cosa la facciamo. Sul prato di Pontida il Veneto porterà non solo le bandiere ma anche la richiesta di autonomia. Il referendum del 22 ottobre 2017 è stato il primo segnale di fiducia nei nostri confronti, spiega Zaia, fiducia che non va ora tradita. Bisogna consolidare il terreno, mantenere la parola con i cittadini ed essere corretti, sinceri, onesti fino in fondo. Penso che poi i cittadini sanno apprezzare, sanno che solo chi lavora può sbagliare, ma l'importante è andare dritti all'obiettivo. Fondazione Cassamarca, l'ex sindaco di Treviso Manildo boccia la presidenza Gobbo, per il suo successore Mario Conte sarebbe invece una figura di garanzia. A Natale sotto l'albero troveremo Giampaolo Gobbo, presidente di Fondazione Cassamarca. Sta già facendo da tempo i giri di prova, ecco un esempio dove vedremo il rispetto di patti antichi. Va all'attacco su Fondazione Cassamarca l'ex sindaco Giovanni Manildo, che con un post sui social invoca nuovamente un ricambio dei soggetti che si occupano di Fondazione, una maggiore apertura verso la città e la necessità di un ritorno alle attività fondamentali, teatro e università. Passaggi che finora Fondazione non avrebbe compiuto e che Manildo, con il turnover tra Dino De Poli e Gobbo, non si aspetta di vedere. Chiamato in causa gli risponde a distanza Mario Conte, che conferma invece la sua fiducia a Gobbo. Io credo che la figura di Giampaolo Gobbo sia una figura che può dare delle garanzie importanti. È stato sindaco per 10 anni della nostra città e ha svolto un lavoro
in modo serio, responsabile per il bene della comunità. Quindi dovesse essere Giampaolo Gobbo, io accoglierei con entusiasmo questa scelta. Per quanto riguarda invece i rapporti con Fondazione, credo che il sindaco Manildo debba fare un po' di mea culpa, perché non solo con Fondazione ma con molti altri enti ci sono state parecchie difficoltà nel dialogo. Il ragionamento si allarga anche ad altre due realtà che si avviano a un cambio dei vertici: l'ISRA, presieduto da Luigi Caldato di Forza Italia, e Contarina, attualmente guidata dal PD Franco Zanatta. Nel primo caso si fanno i nomi dei leghisti Mauro Michielone e Walter Frandoli, nel secondo potrebbe riproporsi per la presidenza la formula dell'ex sindaco, ovviamente stavolta del Carroccio. Conte non vuol sentir parlare di meri giri di poltrone in casa Lega. La cosa che posso dire è che la Lega da sempre ha espresso delle posizioni in base alle competenze e alla professionalità delle persone, quindi anche se dovessero esserci degli avvicendamenti, questi si baseranno appunto sulle competenze delle persone che noi andremo a individuare per ricoprire certi ruoli. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con le notizie dal Veneto. 123 nuove telecamere per la videosorveglianza saranno installate nel territorio comunale di Venezia, un piano imponente che rappresenta tuttavia solo un tassello del più ampio sistema di controllo previsto dal sindaco Luigi Brugnaro. Centinaia di occhi elettronici puntati su ogni angolo del comune di Venezia e tutte le immagini pronte a confluire in tempo reale in un unico luogo. La Giunta Comunale ha approvato su proposta del sindaco Luigi Brugnaro il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza che porterà a raddoppiare il numero di telecamere già presenti in città. Noi abbiamo oggi attive un sistema di complessive 166 telecamere e assorbendo quelle già esistenti di AVM che sono collegate nei vari imbarcaderi, Venezia eccetera eccetera, oltre a delle nuove telecamere che andremo a mettere, raggiungeremo circa un totale di 500 telecamere. Questo ci consentirà dal Lido sino alle zone più remote, come molti dicono, di Zelarino, di Terraglio e via dicendo, insomma, di rispondere efficacemente a quella che è l'esigenza in materia di sicurezza urbana. Il progetto prevede dunque l'acquisizione delle immagini delle 52 telecamere già presenti in parcheggi, biglietterie, fermate ed approdi del trasporto pubblico locale. I nuovi impianti verranno invece posizionati in due momenti successivi. Il primo macrogruppo prevede una spesa di circa 500.000 euro e vedrà 38 nuove telecamere, di cui 15 nella zona tra via Piave, via Cappuccina e i sottopassi ferroviari che collegano Mestre a Marghera. Il secondo lotto attingerà ad altre fonti di finanziamento per un totale di 1.131.000 euro e prevede 85 ulteriori impianti sia in laguna che in terraferma. Tutti saranno gestiti da remoto nella prevista sala operativa. Quella che sarà la futura Smart Control Room è una grande centrale operativa che raccoglie appunto tutto questo impianto e che estenderà con questo protocollo che si è costituito anche a quello che è il corpo della Guardia di Finanza e al suo M118. Questo per rispondere non solo in materia di attività repressiva come molti possono pensare, ma in attività preventiva da un lato e anche di emergenza sanitaria. Tutte le fasi del progetto dovrebbero essere completate entro l'autunno 2019, facendo di Venezia la prima città in Veneto a dotarsi di un sistema di videosorveglianza capillare di altissimo livello tecnologico e gestito in modo centralizzato. Il dramma del lavoro, settimana difficile nel Padovano, in protesta i dipendenti di 4 aziende a rischio. In alcuni casi spostamenti e chiusure non sono legati alla mancanza di commesse ma a mere ragioni di profitto che spingono aziende multinazionali a lasciare l'Italia o il Veneto. Comdata 204 posti di lavoro, FIP 91, Grigio 63, Exo 56. La somma è triste e impietosa e nasconde dietro un numero impressionante, ben oltre 400 persone e famiglie. Sono i dipendenti delle aziende in crisi nel Padovano che lanciano un disperato SOS. A Selvazzano sono i lavoratori del settore edile di FIP Industriale, un'azienda storica, costruito tra le altre le cerniere del Mose. Un anno di difficoltà e stipendi pagati a singhiozzo e adesso lo spettro della dismissione del ramo. Ci sono commesse e lavori che sono aperti, sono ancora in corso e che devono anche iniziare. Cosa può essersi incastrato, inceppato?
Questa è una domanda che ci facciamo da circa un anno. Davanti a Confindustria scoppia la rabbia dei dipendenti dell'Agrigio di Campodarsego. La procedura è agli sgoccioli, si attendono 3 stipendi. Tanti addetti sono cinquantenni vicini alla pensione, la paura è grande. Il problema è trovarlo, non so dove andare a questo punto. Hai sposato la famiglia? Sì. Uno si sente anche quasi inutile perché dice fa un paio d'anni vai in pensione, cosa ti puoi da fare? Siamo su quel passaggio che non siamo né buoni da una parte né buoni dall'altra. In pieno centro, sul listone, esplode la rabbia dei dipendenti di Comdata. Azienda specializzata nel call center, intende chiudere la sede di Padova per trasferirsi in altre regioni. Il lavoro c'è, ce n'è anche troppo in alcuni momenti in cui si fa anche fatica ad alzarsi dalla scrivania per poter andare al bagno perché comunque la pressione è tanta e quindi assolutamente non pensavamo una cosa del genere. Molta amarezza anche perché comunque ci siamo impegnati perché sappiamo che non è facile mantenere il cliente, mantenere le commesse, per cui sono anni che diamo il possibile e trovarci a questo punto dà molta amarezza. Siamo talmente soli, abbandonati e disorientati che non lo so cosa faremo. Il 3 luglio si aprirà la trattativa al Mise. Il 4 luglio, sempre a Roma, si discuterà il caso della Exo di Maserà. Nessuna crisi aziendale, la multinazionale intende lasciare il sito produttivo italiano e mantenere qui solo la progettazione. Nessuna retromarcia all'orizzonte, 56 i licenziamenti sul tavolo. Viste le previsioni meteo, il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato da oggi alle 9 di domani mattina lo stato di attenzione per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovute ad eventuali forti temporali in alcuni bacini idrografici. La presenza di temperature elevate e di una circolazione ciclonica sull'Europa orientale determinano dei tratti di instabilità tra il pomeriggio di oggi e il primo mattino di domenica. Saranno possibili locali rovesce, temporali sulle zone montane e sulle zone pedemontane, sulla pianura nord-orientale, ma non si escludono temporali localmente anche intensi sulle zone prealpine, pedemontane, centro-orientali e sulla pianura nord-orientale. E intanto oggi a Vicenza c'è stato un maxi convegno della Protezione Civile a cui ha partecipato anche Guido Bertolaso. Al centro la proposta di creare proprio nella città del Palladio un centro di coordinamento regionale per la formazione della protezione civile. La prevenzione è la chiave di volta, è fondamentale. Purtroppo con la prevenzione non si vincono le elezioni e quindi bisogna che i politici si rendano conto che certe volte non devono guardare ai sondaggi oppure alle telecamere che ci possono essere dopo un'alluvione, ma sappiano guardare oltre e quindi sappiano programmare un vero programma di messa in sicurezza di tutto il loro territorio. E Vicenza potrebbe essere la nuova capitale della formazione della protezione civile nazionale. Il battesimo del progetto, che per ora rimane ancora un sogno, questa mattina il convegno organizzato dal PPE sulle nuove normative europee in materia di protezione civile. Siamo un modello di protezione civile tra i migliori in Italia, anche in Europa e quindi vuol dire nel mondo. Abbiamo qui a Vicenza delle progettualità in questo senso e io penso, ne sono convinta, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, che si potrebbe far diventare Vicenza proprio una base e un centro di formazione, di alta specializzazione, attraendo anche fondi europei. Un'occasione che l'amministrazione Rucco ha colto per lanciare il progetto del Parco della Pace come nuova sede della Protezione Civile di Vicenza e piastra per l'atterraggio dell'elisoccorso. La città necessita di un centro non solo di protezione civile ma anche di sicurezza e quello che è all'ex aeroporto Dal Molin può essere una locazione adeguata. Un progetto che però, assicura l'assessore Celebron, non partirà senza la concertazione con il Dipartimento e i volontari. Possiamo accontentare tutti quanti, associazioni che hanno fatto richiesta di avere un parco ma anche appunto una piastra di emergenza che coinvolga tutte le associazioni e quel tipo di attività che servono alla città. Adesso
Adesso vi raccontiamo la storia di un cagnolino salvato dai volontari che l'avevano trovato in uno stato di grave malnutrizione, che adesso rischia la vita per delle violente crisi epilettiche. Per salvarlo servono 1.200 euro, per questo è partita su Facebook una raccolta fondi. Lui è Mr. Frog, un cucciolo di nemmeno un anno da alcuni mesi affidato ai volontari dell'OIPA dopo l'intervento in seguito ad una segnalazione delle guardie ecozoofile. Ci è pervenuta una segnalazione da una nostra volontaria dell'associazione OIPA Treviso dove si pronosticava un presunto maltrattamento. La situazione di Mr. Frog, che era alquanto precaria, era molto denutrito, ovviamente non siamo veterinari ma abbiamo capito che c'era bisogno di aiuto, quindi abbiamo cercato di far ragionare il proprietario per cederlo all'associazione per aiutarlo. Mr. Frog era molto disabilitato, era denutrito e aveva una problematica anche alla cornea. Si può presumere magari un trauma, è stato rimesso in forza, quindi alimentato, nutrito a dovere. A quel punto Mr. Frog era pronto per l'adozione, ma 15 giorni fa all'improvviso si sono presentate delle violente crisi epilettiche che potrebbero costargli la vita. Essendo che durante le crisi a lui manca proprio il respiro, va in arresto respiratorio. Ora per curare Mr. Frog sono necessari 1.200 euro, 600 quelli già spesi per analisi e medicine, ma altrettanti sono necessari per l'esatta diagnosi. Lui necessita di una risonanza magnetica per vedere se ci sono lesioni appunto al cervello, poi da capire se dovrà subire appunto un intervento chirurgico e quindi là sarà un'ulteriore spesa in più. L'appello che lanciano i volontari OIPA è rivolto a tutti perché collegandosi alla pagina Facebook possano contribuire alla raccolta fondi, e poi un appello agli studi veterinari perché possano collaborare per salvare la vita a Mr. Frog. Ma l'appello più grande è perché qualcuno apra il proprio cuore e adotti questo cucciolo, permettendogli di crescere in salute e circondato dall'amore. Per lui cerchiamo un'adozione proprio del cuore, una famiglia che abbia tempo, che abbia voglia, che abbia un cuore grande. Lui è un cagnolino meraviglioso e si commuove pensando a Mr. Frog? Un pochino. Gli volete già tanto bene? È 2 mesi che è con noi ed è... Con questo appello chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di domenica 1 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti sui monti del Bellunese, ma in genere senza altre conseguenze. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 18 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 29 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità un po' su tutti i settori, in genere senza fenomeni associati. Cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 22 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo un po' su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 28 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.